Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Buongiorno a tutti, benvenuti e auguri. Cari fratelli e sorelle, benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici, ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto. Questo è certamente per tutti voi un momento di grande gioia, di cui sono felice di essere reso partecipe. È una meta raggiunta grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza, che avete saputo mantenere sia nei momenti esaltanti, come l'ultima partita, quando avete già festeggiato, e anche in quelli difficili, senza scoraggiarvi né arrendervi. Per questo, mentre mi felicito con voi, vi invito a riflettere sull'esperienza vissuta, per farvi portatori in questo momento di successo di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Questo vorrei veramente sottolineare, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. E pensare allora in questa grande responsabilità che avete è qualcosa che vorrei veramente lasciarvi. San Giovanni Paolo II, circa 35 anni fa, parlava di questo durante un incontro tenuto proprio con alcuni rappresentanti della vostra società. Dopo averne ricordato il ruolo significativo nella storia calcistica italiana, aggiungeva, rivolgendosi a calciatori e dirigenti: fate sì che molti possano riconoscere in voi e nel vostro comportamento autenticità e rettitudine a tutta prova. Sono parole che mi sento di ripetervi anch'io, rinnovandovi le mie congratulazioni. Allora benedico di cuore voi e le vostre famiglie e vi auguro ogni bene. Auguri. Offriamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e per sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Bene. Felice di questo tempo che ci ha dedicato. Grazie. Questa è la maglia, ricordo, che è una maglia storica tra l'altro, antiche. Ah, questa esatto, sì. Quindi c'è